e ritorna a penalty, a voi studio. Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento della domenica, ogni domenica a partire dalle 19:30, poi siamo in replica anche intorno alle 23, in replica anche nella mattinata del lunedì a partire dalle 8:30. Messa da parte subito la categoria dell'interregionale, adesso il momento di presentare il campionato di eccellenza, lo facciamo subito con i risultati e poi a seguire anche la classifica del girone A. Camarat Parmonval 3-0. Leonfortese Alcamo 0-0, Mazzara Rocca di Caprileone 1-1, Profavara Folgore Selinunte 2-0, Raffadali San Giovanni Gemini 0-0, Riviera Marmi Serra di Falco 1-0, San Cataldese Atletico Campofranco 0-1, Sport Club Marsala San Sebastiano partita sospesa per infortunio ad arbitro. Il Camarat vincendo per 3-0 vola sempre più in alto nella classifica del campionato di eccellenza di Girone A. Guardiamo la classifica. Camarat 35 punti, Leonfortese 31, Alcamo 30, Serra di Falco 27 punti, Rocca di Caprileone 23, Profavara e Campofranco 21 punti, Parmonval, Riviera Marmi, Sport Club Marsala 20 punti, Mazzara 18, San Cataldese 15 punti, San Giovanni Gemini 13, Raffadali 10, chiudono la classifica San Sebastiano e Folgore Selinunte a 9 punti. Da sottolineare anche che il San Sebastiano e lo Sport Club Marsala hanno una partita in meno. E adesso il tabellino per quanto riguarda il prossimo turno, anche questo si giocherà domenica prossima, domenica 22 dicembre 2013 e sarà la 16ª giornata e sarà anche la prima giornata di ritorno. Camarat Alcamo, Marsala San Giovanni Gemini, Mazzara Parmonval, Profavara Rocca di Caprileone, Raffadali Folgore, Riviera Marmi San Cataldese, Serra di Falco San Sebastiano ed infine chiuderà Leonfortese Atletico Campofranco. Carmelo, io credo che questo Camarat già dalle prime giornate aveva fatto capire a tutti che insomma poteva essere il suo anno. Ma proprio nella domenica in cui si laurea campione d'inverno, i bianconeri agrigentini oggi imprimono una decisa accelerata al loro cammino, complice lo scontro diretto fra Leonfortese ed Alcamo 1-0-0, dove prevale la paura di vincere. Le due squadre si tolgono punti a vicenda e così favoriscono il Camarat. È stata una giornata interessante, brevemente anche nella parte bassa della classifica. Raffadali e San Giovanni Gemini nello scontro diretto non vanno oltre lo 0-0 nello scontro diretto per evitare la retrocessione diversa, e continua invece il momento difficile della San Cataldese, momento difficile inspiegabile. La formazione neroverde ha perso in casa con l'Atletico Campofranco nonostante abbia un organico costruito per tutt'altri obiettivi. Domanda per i nostri ospiti, parliamo della Leonfortese, l'anno scorso un anno di assestamento, sì, adesso probabilmente è un po' più convincente, anche se in questo momento deve inseguire il Camarat. Perché ha avuto diversi innesti sì, rispetto alla squadra dell'anno scorso, hanno preso diversi giocatori, infatti i risultati stanno dando, anche se il Camarat già era preventivato. Era già preventivato, infatti l'ho detto che già dalle prime domeniche. È una piacevolissima sorpresa. Quindi questa Leonfortese potrebbe finalmente aspirare a questo salto di categoria. Dare del filo da torcere, perché del resto i punti di distacco non sono tanti. Sì, sono soltanto 4 punti e il campionato ancora, insomma, ricomincia dalla prossima settimana, tutto il girone di ritorno, quindi è fattibile, poi c'è sempre lo scontro diretto che può anche decidere. No? Positivo questo fatto comunque che il Camarat finalmente possa aspirare a categorie superiori. Sì, c'è anche lui una società di tradizioni passate in campionati maggiori. E quindi buona questa cosa. Già, credo, quel poco che so, avevano programmato proprio questo salto di categoria. La scuola calcio del Millennium, Team Sport Millennium, spera sempre di piazzare anche qualche ragazzino in queste società che hanno bisogno comunque di validi, insomma, innesti giovanili obbligatori, tra l'altro all'interno della squadra. Vabbè, il lavoro poi di una scuola calcio, di una società di settore giovanile, poi alla fine è quello di riuscire
a trovare qualche ragazzino che possa spiccare il volo o nelle categorie dilettantistiche, Certo. oppure l'ambizione sempre Voi fate massima. anche la categoria allievi, no? Sì, abbiamo allievi e giovani, da quest'anno abbiamo sia gli allievi giovanissimi provinciali e poi tutta la scuola calcio. Chiaramente parliamo del settore giovanile provinciale. Provinciale, sì, abbiamo giovanissimi provinciali e gli allievi provinciali. Se si vince il campionato provinciale si può accedere, Si può di accedere a diritto quello regionale. Poi credo non anche, è necessario però, credo. Sì, si può fare anche la domanda di ripescaggio in base agli anni, al punteggio che si acquisisce durante l'anno, se c'è la fortuna di arrivare nelle fasi finali Certo. del girone. Poi una società che già ha 15 anni di Chiaro. storia assume un punteggio importante. Salvo- Noi pure noi. Infatti, Perché voglio io, dire, anche voi... nonostante l'età, continuo ancora ad allenare. Sottolineiamolo. Anzi, io posso dire una cosa, conoscendo la squadra del mister, loro sono uno dei favoriti a vincere il titolo. sì. Io quindi poi, questa è una cosa abbiamo positiva. così per la cronaca alleno i giovanissimi del Nuovo Lever, infatti. scuola calcio con numerosi iscritti, È vero, facciamo è vero. allievi giovanissimi provinciali, giovanissimi che mi onoro di allenare, siamo a punteggio Che pieno. bella categoria quella dei 8 giovanissimi. vittorie, sì, è È la categoria la migliore. che più amo, secondo sì. me, perché È la base So bene, del calciatore, cioè che si fa puoi formare- modellare, l'allenatore modella proprio anche lo stile, la qualità, la personalità del Perché- C'è anche, un lavoro, calciatore. c'è anche un lavoro secondo me di base, Di base, della assolutamente, scuola perché ancora- calcio che è importante, però poi là nei giovanissimi si inizia a dare perché l'impostazione del ancora calcio. i ragazzi di quest'età hanno molto entusiasmo. Hanno tanta nel- fantasia, però tanta poi bisogna un fantasia. po' limarla. Limarla, certo. Fantasiosi. Noi per esempio abbiamo questa squadra che tutti ci dicono, gli addetti ai lavori, che segue il campionato Siete regionale, favoriti. che siamo favoriti. 8 vittorie consecutive a questo punto non lo può devo essere dire, altrimenti. anche per i ragazzi che ci tenevano, Certo. 55 gol fatti in 8 partite. Allora sono veramente super favoriti, Angelo. Sì, noi nostri abbiamo Sono un un altro girone, girone, un sì. po' più Però equilibrato. vi potreste credo. incontrare poi nel Certo, girone nella finale. finale, sì. Benissimo. Anche noi siamo in primi, è stata la prima in classifica, domenica è caduta con i ragazzini generali, quindi quindi- saremo 3 squadre. Benissimo, al quindi primo lotta ancora apertissima. Sì. Proseguiamo dopo il girone B, adesso è il momento di conoscere i risultati e poi anche la classifica del girone A. Del girone B parliamo del campionato di eccellenza. San Pio X, Acireale, 1946, 2-0. Città di Rosolini, Sporting Via Grande, 0-2. Football Club Acireale, Sport Club Siracusa, 1-1. Gimnica Scordia Taormina, 1-3. Mazzarrà, Città di Vittoria, 1-1. Modica Tiger, 0-1. Rametta e Mister Bianco, 0-0. San Gregorio e Gea Virtus, 0-2. Diamo lettura anche della classifica nel campionato di eccellenza, parliamo chiaramente del girone B dove abbiamo questa coppia in testa, sia la Tiger che l'FC Acireale sono super candidati alla vittoria finale, quindi probabilmente si giocherà sino all'ultima partita per conoscere l'effettiva squadra che passerà e andrà a giocarsi il prossimo anno il suo bel campionato di interregionale. Guardiamo la classifica al completo. Football Club Acireale e Tiger 32 punti, Taormina 27, San Pio X e Igea Virtus 25 punti, Gimnica Scordia 24, Mister Bianco 23 punti, Città di Vittoria 22, Modica, Sporting Via Grande e Siracusa 20 punti, San Gregorio 17, Rometta 15, Città di Rosolini 14 punti, Mazzarrà 9, Acireale 1946 chiude la classifica a 4 punti. Sottolineiamo anche che il Città di Vittoria e il Modica hanno un punto di penalizzazione. Anche per questo girone B del campionato di eccellenza diamo lettura del tabellino, si giocherà, vi ripeto ancora una volta, domenica prossima, giornata pre-natalizia, domenica 22 dicembre 2013. Questo è il tabellino. Allora, Città di Rosolini Tiger, Football Club Acireale Catania San Pio X, Scordia Sporting Via Grande, Mazzarrà Taormina, Modica Igea Virtus, Rometta Città di Vittoria, San Gregorio Acireale 1946 ed infine si chiuderà con Sport Club Siracusa contro Mister Bianco. È successo un po' di tutto, Carmelo, orientativamente questo comunque è un girone abbastanza appassionante. Anche nel girone B, così come in quello A, si è concluso il girone d'andata con questa coppia di vertice, rispecchiando un po' l'andamento di questa prima metà di torneo. Tiger, Brolo e Football Club Acireale chiudono in testa.
Oggi tutti i riflettori, Ettore, erano puntati sul Tupparello di Acireale per la sfida tra il Football Club Acireale di Salboricca e il Siracusa di Pippo Strano. 1-1 risultato finale, un tempo ciascuno, l'Acireale era andata in vantaggio con Nicolosi dopo 3 minuti, gol dell'ex di Carbonaro per il pari del Siracusa, Carbonaro che fino a 3 settimane fa vestiva proprio la maglia granata. La rivelazione di Taormina, e qui tra pochi istanti chiameremo in causa anche mister D'Arrigo, perché un pezzo del suo cuore tifa Taormina, assolutamente straordinario il cammino dei biancazzurri di Saro De Cento, che oggi hanno spugnato l'Aldo Binanti di Scordia. Per lo Scordia tra l'altro è la seconda sconfitta tra le mura amiche e guadagna questo terzo posto non in classifica. sottovalutiamo però la Tiger Brolo, che La Tiger Brolo, allora Ettore, con me sfondi una porta aperta, io l'ho detto la settimana scorsa, secondo me la squadra più attrezzata di questo campionato è quella che secondo me arriverà in Serie D dalla porta principale. È un campionato bellissimo, estremamente appassionante, come dicevi tu, perché? Perché c'è questa rivelazione Taormina al terzo posto, ma è un terzo posto tutt'altro che blindato, così come i primi due, perché stanno rimontando di gran carriera la Catania San Pio X, che ha vinto pure con la Acireale 1946, soffrendo più del previsto, ma sta rimontando dopo di gran carriera anche l'Igea Virtus, che ha vinto a San Gregorio. La formazione giallorossa barcellonese ha avuto un momento di appannamento tra ottobre e novembre, però da metà novembre sta viaggiando, credo sia già la terza vittoria consecutiva, e vuole dire la propria anche per il primo posto. Ribadisco, un campionato bellissimo. Fammi fare una piccola parentesi prima di chiudere. Merita una lode anche il Via Grande di Enzo Buttò. Da ripescata, se il campionato terminasse a metà sarebbe salva, e oggi ha compiuto una bella impresa a Rosolini. Bene, hai già anticipato qualcosa, a questo punto devo chiederla subito. Sì, lo dobbiamo coinvolgere necessariamente. Infatti, coinvolgiamo mister... Il coinvolgimento, perché devo precisare per il mio figlio che gioca nel Taormina. L'inizio del campionato fino alle liste Ha giocato anche, se non vado errato, anche l'anno scorso D'Arrigo giocava anche nella l'anno scorso la memoria mi ha tradito. Giocava nell'Atletico Catania, la memoria mi ha 95, per cui conosco bene le due realtà. Ho visto anche formarsi la Tiger, anche se mio figlio non ha fatto la preparazione perché era andato in una squadra di Serie D nel Lazio, poi è sceso qui. La Tiger veramente non è una rivelazione, veramente è programmata. No, io continuo a ripetere, mister, che è la squadra più forte di questo perché anche economicamente forse la più attrezzata. E questo è importante. Questo è importante, hanno una bella organizzazione. Però dice bene che almeno questo Taormina sta sorprendendo in positivo. Invece il Taormina, che aveva anche problemi di iscrizione. Ha formato una squadra all'ultimo momento, e io ho visto giocare diverse partite, non perché gioca mio figlio, ma gioca veramente bene. Saro De Cento ha costruito una squadra che sviluppa un gioco ottimo, fa un 3-4-3 veramente fatto molto bene. Tra i giovani del Taormina, mister, visto che lei la segue anche per ragioni affettive, a parte suo figlio ovviamente, qual è di questi ragazzi che si sono messi in luce, non so, penso a Bruno, a Mangano, a Maggiolotti, ecco, qual è di questi ragazzi quello che l'ha colpita di più? No, ma tutti e tre veramente, effettivamente spiccano tutti e tre. I nomi che hai fatto sono veramente quelli che più degli altri. risaltano più degli altri, ma è il complesso di squadra che gioca molto bene. Squadre come la Tiger magari è squadra molto più esperta, perché giocatori mister De Cento insomma fa però sempre giocare bene, fa sempre giocare bene. Poi quando trova dei ragazzi giovani che vogliono mettersi in mostra, e devo dire Ettore, ha giocato con Seman. Per ragioni di competenza anche la Tiger Brolo ha un signor allenatore che ha sentito bellissimo. Ma non solo, hanno anche un'organizzazione societaria, hanno uno staff tecnico di primo ordine. Interessante. Mister Angelo Faro, invece a te la domanda più cattiva te la faccio in modo più diretto. FC Acireale e Acireale 1946, primi e ultimi. È strana questa cosa, anche perché l'FC Acireale era partita sicuramente in maniera sorprendendo un po' tutti, adesso si è un po' assestata, continua a rimanere sempre la squadra leader, però questo Acireale 1946 all'ultimo posto ci piange un po' il cuore. Quello sì, vedere una società gloriosa. Io ho avuto anche il piacere e l'onore di stare un anno là a allenare gli allievi regionali ad Acireale con il direttore Marino. E devo dire è un peccato, che c'è molto affetto, viene molto seguito. Poi ad Acireale hanno veramente una cultura del calcio importante, la seguono molto la squadra. Poi devo fare i complimenti all'FC Acireale di Palma che sta facendo un ottimo lavoro, è organizzato, quindi
e anche rispetto Quando c'è organizzazione arrivano i risultati. E riuscire veramente in questo momento a dare diciamo, battaglia alla Tiger Brawl, che è effettivamente una corazzata in questa categoria e credo già è pronta anche per un campionato interregionale. Infatti, ve lo diceva anche il mister e quindi D'Arrigo. faccio i complimenti e poi i complimenti faccio anche all'amico Enzo Buttò, Certo, con un gruppo di ragazzi, salutiamo con Vincenzo. Diagrami. Ci sono anche alcuni ragazzi che ho avuto il piacere di allenarli, che stanno facendo bene, si stanno Lui è un divertendo. buon allenatore nel settore giovanile, Angelo Piannetto è stato il mio giocatore. pensa, insomma, allora, Una decina d'anni, non lo so, non ha ricordo preso, più ha quanti preso anni. tutto quello che di buono sicuramente gli ha insegnato. Ma volevo aggiungere però, non dimentichiamo che la sorpresa più grande secondo me per come stava, cioè non stava neanche iscrivendosi il San Gregorio. È vero, è vero, è San vero. Gregorio, Si sono fino a una riorganizzati, settimana sì. erano senza Non squadra. iscritti, Non guarda. iscritti, senza squadra. È vero, è vero. Miracoli stanno. Miracoli, miracoli. Beh, quando c'è la passione, e lì insomma a San Gregorio la passione c'è da sempre, hanno fatto un grande sforzo, si sono organizzati e probabilmente riusciranno quantomeno a salvare la categoria, che è importantissimo. Certo, certo. È il loro obiettivo anche quello del Team Sport Millennium, ne parliamo appunto con Angelo Faro che è allenatore della squadra Pulcini 2003-2004, Sì. che è una categoria meravigliosa. Angelo. Allora, quando si parla di ragazzi tutto è meraviglioso, i ragazzi ti danno tanto, specialmente i bambini che con il loro entusiasmo ti fanno vivere il calcio nel modo migliore perché sono veramente sinceri, leali e hanno grandissimo entusiasmo e grazie a loro effettivamente tu ti puoi veramente divertire a praticare questo sport. Poi alleno anche i giovanissimi provinciali come ho detto prima. E la cosa che devo dire, quest'anno ho avuto anche il piacere di essere nell'anno in cui questa società sta festeggiando i suoi 15 anni. Bene. Nel 1999 questa società è nata grazie alla passione del presidente Salvo Foran, Che salutiamo. sì, del fratello Ho passato Fabio anche delle immagini sulla scuola calcio, Team Sport Millennium, così Foran, e poi abbiamo modo l'altro anche è, di vedere. è il segretario, l'altro collaboratore sono la triade, si conclude con Marco Fiorito. Poi la società è completata grazie sembra che perché il presidente ha voluto fare le cose come si deve, a cercarsi di darsi un'organizzazione per poter dare il meglio a questi La ragazzi. scuola calcio, secondo me, se non è organizzata bene, rischia solamente di Sì. combinare guai. Invece con i ragazzini bisogna No, organizzarsi. con i ragazzi e dare- organizzarsi bene, poi anche il mister stesso deve avere una qualità e deve essere abbastanza preparati perché con i ragazzini, come ben detto tu, se si sbaglia si fanno grossi danni, c'è il pericolo di perderli, di farli disinnamorare di questo Poi di avete questo una bella sport. struttura, voglio Sì, dire. una bella struttura organizzata, sono 2 campi a 5, il campo a 7, gli spazi per fare... Insomma, poi con grossi sforzi il Presidente la sta sempre ottimizzando, fa sempre qualcosa in più, mette delle cose in più per cercare di migliorarla e quest'anno il giorno 21 c'è la grande festa Sì, che noi di penalty saremo anche che presenti, faremo, tra sì, l'altro. faremo al palazzetto di Mascalucia con i nostri circa 200 iscritti fra genitori, penso parenti. Salvo, è bello sentire che ci sono più di 200 ragazzini. Ragazzi, noi ne abbiamo 150. Quindi Vediamo, bene, bello lavorate perché con i giovani, i perché i giovani sono il futuro di tutto. Poi posso dire una cosa strettamente personale, Certo. lavorando con i ragazzini ci si sente anche più È giovani. vero, hai ragione, sono assolutamente d'accordo. Bene, allora abbiamo chiuso anche con i campionati di eccellenza. Io ringrazio i nostri ospiti, Angelo Faro per quanto riguarda il Team Sport Millennium, ma anche perché è un conoscitore, devo dire, molto preparato anche delle categorie, insomma, dilettantistiche. Sì, cerchiamo il calcio si conosce a 360 gradi, Certo, siamo è giusto. pronti per poter operare sia con i Bravo, grandi, con i bravo. piccoli, però la mia passione Sono i giovani. Perché credo che il calcio lo È vive vero, in un certo è modo. vero. La passione non tramonta mai Non neanche tramonta, per riesco Salvo a D'Arrigo, che ho visto con resistere. tantissimo piacere. Alleni, abbiamo detto, una squadra giovanissima, Giovanissimo, Lever. Sì, nuovo Lever. Nuovo di Lever, Catania. ti auguriamo il buon lavoro. Grazie a voi. Vinci E grazie questo ennesimo campionato, perché tu ne hai vinti tantissimi. Qualcuno sì. Quindi voglio dire, e dopo sicuramente tanti dalle anni tue di- mani ne uscirà Sì. qualcuno di importante, Lo di speriamo giocatore, dai, tantissimo. è importante. Ti ringrazio, ti auguro il buon Grazie a lavoro voi. e vorrei proprio prestissimo rivederti di nuovo qui a Senz'altro. Penalty. Io approfitto tanto di- piacere. Dimmi Angelo. No, ti saluto a tutti i telespettatori, grazie sempre ancora, ripeto, per l'invito, è stato un piacere stare con voi. Benissimo, benissimo, grazie anche ad Angelo Faro, salutiamo nel frattempo anche
Carmelo Puglisi, che rivedremo la prossima settimana. Sarà il turno dell'Interregionale e dell'Eccellenza. L'Eccellenza è la prima giornata di ritorno. Sì, per chiudere il big match, riflettori puntati su Catania San Pio X Football Club Acireale, alla luce del precedente dell'andata, Sì. quando la gara fu ripetuta, Bagarre. sarà veramente una partita accesa. Importante anche per la classifica, tra l'altro. Fondamentale per la classifica. Perfetto, salutiamo anche la nostra prima penaltina, tra poco ci raggiungerà Giulia, salutiamo Federica Di Benedetto, che rivedremo la prossima settimana. Certo, senza Allora che dubbio. fai? Mi lanci la pubblicità nei Sì, saluti? io vi lascio con la pubblicità. Ci vediamo settimana prossima. Arriva la pubblicità, appennati, non scappate.